Lucio Tiozzo, consigliere comunale del Partito Democratico. A vostro avviso l'ospedale di Chiose viene depotenziato, per quale motivo? Intanto faccio una premessa, noi non gridiamo al lupo, noi segnaliamo le difficoltà che i nostri concittadini hanno per quanto riguarda la gestione della sanità sul nostro ospedale, sul nostro territorio. Perché viene depotenziato? Perché abbiamo per esempio un pneumologo che viene mezza giornata alla settimana, con decine e decine di cittadini che invece richiederebbero questo tipo di servizio, perché abbiamo ormai in radiologia, siamo ridotti all'osso con pochissimi medici, con il primario che è in ferie per un anno, che poteva essere mantenuto magari pagandogli le ferie e permettendo ai nostri concittadini di avere esami radiografici in tempi ragionevoli, quando oggi i tempi sono biblici o forse addirittura non si riesce neanche a capire quando si faranno, e poi perché manca personale sostanzialmente in tutti i reparti. Tempi di attesa lunghi, lunghe distanze da percorrere, sono queste le criticità che osservate oggi, Barbara Penzo? Ci sono anche semplicemente per una visita oculistica bisogna attendere 10 mesi, piuttosto che per fare una vaccinazione come ad oggi vediamo, addirittura dobbiamo spostarci, andare a Mestre. Io credo che anche su quelle che sono le situazioni più gravi, di urgente diagnostica su tumori anche maligni, insomma, per poter fare velocemente un'ecografia, una mammografia, eccetera, i tempi di attesa sono lunghissimi. È ora che i cittadini cominciano a chiedersi perché queste liste d'attesa, perché non trovano risposte a livello locale. E non è colpa dei professionisti, è colpa di chi gestisce questa macchina o la vuole gestire in questo modo. Per quanto riguarda le medicine di gruppo integrate, si è verificato il sovraccarico del lavoro soprattutto a partire dal Covid. Negli anni precedenti erano state criticate per le grandi spese che esse comportano. Per quel che riguarda il futuro, lei vede possibile sviluppare anche un percorso di personale non medico per potenziare il servizio? Dal mio punto di vista le medicine di gruppo integrate sono sicuramente una risposta molto importante sul territorio, ma in generale le medicine di gruppo integrate dal mio punto di vista dovrebbero essere potenziate e dovrebbe essere magari che anche la Regione ci ragioni un po' sopra. I costi comunque sia a lungo termine, ci sono stati anche degli studi in questo senso, comunque venivano coperti dalla qualità del servizio che veniva dato anche rispetto eventualmente alla possibilità di rivolgersi all'ospedale. Le medicine di gruppo integrate dal mio punto di vista hanno anche loro bisogno comunque di personale ulteriore. L'abbiamo visto, l'ha detto giustamente lei, con l'era Covid, che ci sono stati tantissimi problemi per quanto riguarda ovviamente le linee telefoniche, le risposte eccetera eccetera. Abbiamo avuto noi che abbiamo in carico 1500 persone, abbiamo avuto tanti problemi, medicine di gruppo integrate che arrivano anche a decine di migliaia di persone ne hanno avuti ulteriori, quindi sicuramente la possibilità di formare, e questo potrebbe essere un ulteriore discorso, formare anche personale non sanitario ma che sia formato e preparato per lavorare con la medicina generale, dal mio punto di vista è importantissimo, fondamentale anzi. Edi Falcone, segretario del Circolo di Chiose del Partito Democratico, come continuerete questo percorso? Naturalmente come Partito Democratico vogliamo continuare a mantenere i riflettori accesi su questa situazione che è veramente difficile per tutti i nostri cittadini e chiunque di noi ne è testimone, e questo è soltanto un primo passo perché vorremmo sicuramente organizzare verso il periodo di settembre-ottobre un evento pubblico in cui parteciperanno anche tutti quelli che hanno partecipato oggi a questa conferenza stampa che vi consiglio di seguire, è stata molto interessante, e in cui vorremmo far partecipare tutta la popolazione in modo che si rendano consapevoli di quello che sta veramente succedendo nel nostro ospedale.